Per il TG Poto siamo a Bresa, siamo all'estrema periferia nord tra il villaggio prealpino e il quartiere Casassa, che alle mie spalle è a finire la stazione nord e dopo la finire la metropolitana di Bresa che la entrerà in funzione nel 2013. Ma che è un problema? Che è il problema dei parcheggi, che gli farà una questione perché il comune ha fatto un accordo per i parcheggi che doveva essere sottoterra dell'area del Peschetto Santini, che lei alle mie spalle, dopo magari Ardom che lei, e per i soldi, perché ha più soldi di fare l'indennizzo, ha dato ai Santini, che ha questo Peschetto, la possibilità di costruire una volumetria molto grande, e venire fuori 7 palazzi di 7 piani, circa 140 appartamenti, e il parcheggio è in superficie, cioè sul DL. E questo va a portare via delle aree verdi in un quartiere dove ha varie costruzioni alte, e tra l'altro vergogna che ha fatto anche recentemente nell'altra stazione e mese disabitate. Questo ha prodotto una protesta e una proposta di mia approvare la variante del piano regolatore da parte dei 1200 abitanti del quartiere Casassa, che ha 3600 abitanti, quindi parecchio più della metà degli elettori che i votano, dei cittadini che hanno la maggiore età, per evitare che si facciano tutte queste costruzioni. E quindi fa una proposta alternativa per vedere di tornare al vecchio progetto che voleva il parcheggio interrato, oppure di trovare un'altra soluzione che porta via tutte queste aree verdi e queste aree agricole. Vediamo il muro, che è un muro antico, una muraia antica che è intorno al Peschetto oggi Santini, e subito al di là del muro sarà fatto il parcheggio, dove che arriverà le auto e anche i pullman che vede la Valtrompio. E tra l'altro il progetto prevede che l'entrata la sappia mia dalla Triumplina, dove è il traffico, ma sappia da quella via lì, che è una via arsenale interna, che è stretta, e tra l'altro la via proprio da una via che si chiama via stretta, e quindi creerà anche problemi di intasamento. Al di là, per là sarà fatto i condomini, che però garamia tanto spazio, perché gara sotto il parcheggio, e quindi garamia sfogo di aree verdi, e dove i ignari possono andare a giocare. E infatti anche è stata una manifestazione dove che ha manifestato i genitori con gli ignari, perché si riduce troppo le aree verdi, che è abbastanza ridotte in questo quartiere. Adesso al centro del quartiere Casassa, alle mie spalle, che è le due torri che le sta insieme alla stazione metropolitana di Casassa, che è appena 200 metri a sud del prealpino che è prima. Queste torri hanno toccato spazio verde, è state costruite con una convenzione col comune, che ha dato la licenza da costruire in cambio di altre opere, e per pagare certi oneri direttamente. Quindi queste torri, tra l'altro, tutte mese, quasi tutte ode, e quando sarà la gente, che se ignari sarà mia che andà, perché è il parco che le visi e le è abbastanza pieno. Infatti che anche delle altre costruzioni più ecce, che delle case popolari, che mia nessun sfogo in Turen di spazio privato come altre de verte, che quindi le appena questo pulmone.
Ecco, quindi è una situazione dove che il comitato vuole proporre delle soluzioni alternative e di fermare la faccenda dei parcheggi a nord con gli espropri e con altre cementificazioni, anche perché il progetto metropolitana la prevede che la Gaves daria anche a consenso, quindi si fa un parcheggio e magari fra 2 o 3 anni il parcheggio dei test dove che queria i pullman, le auto e dove che la gente la salta su per Ciapà metropolitana andare in centro, alla stazione e via dicendo, all'ospedale, sarà più utilizzato e quindi se sarà la sa costruire dei grandi palazzi senza sfogo e magari anche con tanto senza mie avvertenture. Come godit prima, Golem Spalle è il parco e enture di qualche costruzione che lega mia sfogo. Il comitato, come disie, ha fatto un'opposizione alla variante del piano regolatore e darò che deciderà il Consiglio Comunale che sarà convocato tra poi la Commissione Urbanistica ha detto no, però il comitato ha detto alle osservazioni del comitato. Il comitato le decise di andare avanti anche con altri strumenti legali e di opposizione e anche a l'opinione pubblica a sostenere queste posizioni. E per il TG Pota da Brescia, quartiere Casassa Prealpino, le tutto.